G2-3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Brescia Belesa, ben trovati. Ecco i quiz di oggi. In quale anno esordirono in Serie A i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini? Nel 1996, nel 1997 oppure nel 1998? La seconda domanda: che cos'è dialetto bresciano? È il pigurì o è il bosarì? È l'agnello, il cappello oppure il carretto? Ed infine, dove si trova il Palazzo di Giustizia di Brescia? In via Lattanzio Gambara, in via Moretto o in via Aldo Moro? Non sono difficilissime, restate con noi, tra poco interroghiamo i bresciani. La prima malcapitata di Brescia Belesa è la signora Carla. Buon pomeriggio Carla. Ascolti Carla, in quale anno esordirono in Serie A, lei si intende di calcio? Neanche un po'. Neanche un po'. I gemelli Antonio ed Emanuele Filippini, gemelli del gol bresciani, nel 96, nel 97 o nel 98 secondo lei? 96. 96? Lei di che si occupa Carla? Che Casalinga. fa? Casalinga. Con quanti figli? Sono figli anche Due. Due, sono bravi? Abbastanza. Si menano? No. Ecco. Poi, che cos'è in dialetto bresciano? È il pigurì oppure si può anche dire bosarì. Secondo lei è l'agnello, il cappello o il carretto? Pigurì. L'agnello, il primo che hai detto. Il primo che ho detto, vedi, non manco risponde il primo che ho detto. Quindi l'agnello, dice la signora Carla Casalinga. Dove si trova il Palazzo di Giustizia di Brescia? Lei lo frequenta il Palazzo di Giustizia? Fortunatamente no. Ecco, meglio per lei, in via Lattanzio Gambara, in via Moretto o in via Aldo Moro? In via Aldo Moro. Via Aldo Moro? No, via Lattanzio Gambara. C'è il signor Marco, lei di cosa si occupa Marco? Sono un medico. Medico che psichiatra mi andrebbe bene, che specialità? Internista. Internista, noi siamo in un interno, quindi sicuramente farà bella figura. Lei è di Brescia, signor Marco? Nativo della Valle Camonica, ma ora vivo a Brescia. Vabbè, insomma dai, può andare bene, può dare delle belle risposte. Se ne intende di calcio, i gemelli Filippini, quando esordirono in Serie A? Nel 96, nel 97 o nel 98? 97, sparo a caso. Sparato a caso. Poi il pigurì bosarì in dialetto bresciano. Che cos'è secondo lei Marco? È l'agnello, è il cappello o è il carretto? Pigurì bosarì. Pigurì sarebbe il capretto, la pecorina, però Bossarì non lo so. Sì, come si dice in Valle Camonica? Cavrette. Capretto. Bene. Si mangia Pasqua, a lei piace il capretto? Molto. Bene, e il Palazzo di Giustizia di Brescia, lei con questa faccia, temo che ogni tanto lo frequenti, si scherza, ovviamente in via Lattanzio Gambara, in via Moretto o in via Aldo Moro, dove sta? Via Palazzo di Giustizia. Tribunale. Il tribunale, quello nuovo. Sì. Sì. Via Gambara, via Moretto, via Aldo Moro, Brescia. Via Aldo Moro. Aldo Moro. Faccia il medico, va. Bene, ecco le risposte. Allora, la prima sportiva per gli amici del calcio. I gemelli Antonio ed Emanuele Filippini esordirono in Serie A nel 1997, per la precisione, nella partita Inter-Brescia del 31 agosto del 97. E il pigurì o il bosarì, insomma dipende un po' dalle zone, è l'agnello in dialetto bresciano, e il Palazzo di Giustizia di Brescia, insomma, è anche abbastanza evidente, si trova in via Lattanzio Gambara. Grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima. Arrivederci.